finisce 2-2 al Tardini, doppio vantaggio del Parma. La riprende nel secondo tempo l'Udinese con il rigore di Rodrigo De Paul e con il gol di Seko Fofana. Alla Dacia Arena parte il campionato della Sampdoria, la squadra di Giampaolo affronta l'Udinese. Fofana, apre tutto per De Paul, sul destro De Paul, la sposta e calcia! Rodrigo De Paul per il vantaggio dell'Udinese. All'Udinese basta il gol di Rodrigo De Paul. Udinese e Torino si presentano allo scontro della Dacia Arena con gli stessi punti in classifica. De Paul a spazio, De Paul rasoiato, De Paul! Avanti l'Udinese al 28esimo con la terza kiff in campionato di De Paul. 1-0 Udinese, delirio Dacia Arena. Valeri fischia 3 volte, non c'è più tempo. 1-1 tra Udinese e Torino che vanno avanti a braccetto, 5 punti in classifica per entrambi. Amici della Serie A Team, benvenuti al Bentegodi per la sfida tra il Chievo e l'Udinese. De Paul prende la mira, destro De Paul! Udinese in vantaggio con il quarto gol in campionato di Rodrigo De Paul. De Paul vede Lasagna, il 2-0 dell'Udinese, ripartenza letale finalizzata da Kevin Lasagna. Benvenuti a Marassi per Genoa Udinese. Anche l'Udinese, il cross nel mezzo, stacca più in alto di tutti Lasagna e fa 1-1, secondo gol in campionato per lui. De Paul, attenzione perché da lì può calciare De Paul, 2-2 Udinese. Che gol quello di De Paul! Benvenuti a Udinese Roma, gara che apre la 13ª giornata. Attenzione a De Paul che ha saltato Santoro, fa fuori anche Juan Jesus. Tocco morbido per evitare Mirante. 1-0 Rodrigo De Paul. Finisce qui, dopo 6 anni l'Udinese torna a battere la Roma. Alla Dacia Arena, dove Udinese e Frosinone si affrontano per la 17ª giornata. Con Larsen il traversone. Lasagna anticipato, poi Zampano a vuoto, arriva Mandragora, sinistro che fulmina Sportiello, il vantaggio dell'Udinese al 32esimo. La Dacia Arena di Udine per Udinese Cagliari. Striger Larsen può alzare la testa, va a cercare Pussetto, passa davanti al suo avversario, Pussetto si sblocca il match della Dacia Arena. Palla di ritorno per D'Alessandro, vicino a lui c'è Fofana, si va invece da Pussetto, tocco fuori Berami. Alla Dacia Arena Udinese e Fiorentina si affrontano per la 22esima giornata. Pussetto da solo entra in aria, di fronte a sé Lorini, il destro, arriva Larsen, il vantaggio dell'Udinese. C'è 1-1. Benvenuti alla Dacia Arena per Udinese Chievo Verona. Fischio dell'arbitro, va Teodorcic, Sorrentino, ancora Teodorcic, 1-0 Udinese all'86esimo. Triplice fischio dell'arbitro, non c'è più tempo, vince l'Udinese 1-0 grazie a Teodorcic. Udinese e Bologna si affrontano per la 26esima giornata. Parte De Paul e il vantaggio dell'Udinese al 25esimo. Mandragora, Larsen, fermi ancora con Mandragora in area a terra, Pussetto che poi si rialza e segna il vantaggio dell'Udinese. Finisce 2-1, vittoria d'oro per l'Udinese. Al Friuli arriva il Genoa di Prandelli, il tocco di Okaka, De Paul allarga per Fofana, in area di rigore, l'appoggio ancora per Okaka, la rete nell'1-0, 4 minuti, cambia il punteggio al Friuli. Ora Pussetto può correre sulla linea dell'out destro, si accentra, apre tutto per Mandragora, il controllo col petto, la botta col sinistro, ma che gol ha fatto Rolando Mandragora, il 2-0 dell'Udinese dopo 16 minuti della ripresa. Buona la prima per l'Udinese di Tudor al Friuli e 2-0 al Genoa. 30ª giornata di Serie A Team, Milan-Udinese, riparte pericolosa con Stefano Okaka nello spazio per Fofana che può puntare l'area di rigore, arriva Abate a chiudere, Fofana dentro e segna Lasagna, fantastico, perfetto il contropiede dell'Udinese, a San Siro è 1-1. Benvenuti alla Dacia Arena per la 31esima giornata di campionato. Fischio orsato, inizia Udinese-Empoli. Se ne va Okaka, a campo l'attaccante dell'Udinese. Okaka, pallone in mezzo, poi De Paul. Rodrigo De Paul, il pareggio dell'Udinese. De Paul dal dischetto, 2-2 al 41esimo. Ancora Rodrigo De Paul. Parte De Paul,
la barriera e poi Mandragora, Rolando Mandragora, e finisce qui con l'Udinese che fa suo lo scontro salvezza contro l'Empoli. Benvenuti a Frosinone Udinese, gara valevole per la 36esima giornata di campionato. Prova ad andarsene Okaka, fa tutto da solo, supera un avversario, 2, prova il tiro Okaka, è il gol del vantaggio dell'Udinese all'11° minuto. Stefano Okaka, De Paul, palla in mezzo, stacca, più in alto di tutti Samir, parte l'argentino, palla al piede, si accentra, il filtrante per Lasagna, poi l'assist per Okaka e sono 3 Okaka e arriva il triplice, fischio, finisce 3-1 per l'Udinese. Alla Dacia Arena l'Udinese cerca la vittoria contro una SPAL senza pensieri. La punizione di De Paul, pallone lungo, stacca Samir, immobile Gomis, il vantaggio udinese dopo 6 minuti. Corner di De Paul, stacca Okaka, il pallone in rete, il raddoppio udinese, minuto 32. Ancora De Paul da quella bandierina, sale ancora Okaka, praticamente un copia e incolla per il 3-0 udinese. E arriva il triplice fischio di Fabbri, l'Udinese batte la SPAL per 3-2. Benvenuti a Cagliari, Udinese si gioca la 38esima e ultima giornata di campionato, due squadre che hanno già raggiunto la salvezza, che in questo finale di stagione vogliono divertirsi. Mandragora, ancora ad Alessandro, un occhio in mezzo, Alfredson prova il cross in prima intenzione che finisce in porta! All'improvviso l'Udinese con Alfredson trova il gol con un po' di fortuna l'islandese. È 1-1 tra Cagliari e Udinese. Va Mandragora sul secondo palo, De Maio si stacca dalla marcatura e spinge in porta il sorpasso udinese. Non c'è più tempo, eccola però alla fine, vince l'Udinese 2-1 e chiude con i 3 punti.